A 19 anni viene dal Burkina Faso. Questa è la storia del viaggio della speranza di Barasa, richiedente asilo da poche ore, uno dei 26 nuovi ospiti del comune di Mirano. È arrivato a Lampedusa varcando la rotta del Mediterraneo, lungo la Libia e da qui via Tunisi. Ecco quanto ha speso. C'est 300 000. En Tunisie pour arriver à Quasi Lampedusa. 5.000 euro il costo riscosso dagli scafisti, dice. Dove li hai Dove trovati tutti questi soldi? Chiediamo. Mi hanno aiutato, mio padre ha venduto la moto e poi io stesso con dei lavoretti, risponde. A Mirano, sulla questione accoglienza e migranti, l'opposizione in Consiglio Comunale con Fratelli d'Italia cavalca la rotta della sicurezza con la richiesta di un tavolo urgente. Ribadiamo l'importanza dell'istituzione di un tavolo osservatorio che affronti il tema e segua il tema da vicino per evitare che questo possa sfociare in qualche problema di carattere sociale o di sicurezza. La gente, come sempre, si divide. E se non rispondono ai requisiti previsti dal governo verranno rimpatriati, dovrebbero essere... Beh, spero proprio di no, poi ti mandi incontro a morte di nuovo, insomma. Se sono irregolari devono tornare a casa, tutto lì. Penso che in momenti di emergenza bisogna darsi da fare, penso che sicuramente tutti sono figli di Dio, quale Dio ognuno ha il suo Dio, però è pur vero che sono nostri fratelli. Torniamo a Barasa. A fine intervista gli chiediamo che cosa spera di trovare qui in Italia. Ci risponde così. Sono venuto qui per lavorare e per aiutare mia mamma, mio padre e le mie 4 sorelle, perché amo la mia famiglia, dice.